Oggi ci occuperemo del rapporto fra Gramsci e Benedetto Croce. Nel decimo quaderno Gramsci prende alcuni punti di riferimento, scrive alcuni appunti che sarebbero dovuti servire per un saggio su Benedetto Croce. Inizia così. Occorre fissare che il pensiero storiografico del Croce, anche nella sua fase più recente, deve essere studiato e meditato con attenzione. Esso rappresenta essenzialmente una reazione all'economicismo e al meccanicismo fatalistico, sebbene si presenti come superamento della filosofia della praxis. Anche per il Croce vale il criterio che il suo pensiero deve essere criticato e valutato non per quello che pretende di essere, ma per ciò che è realmente e che si manifesta nelle opere storiche concrete. Per la filosofia della praxis, lo stesso metodo speculativo non è futilità, ma è stato fecondo di valori strumentali del pensiero, che la filosofia della praxis sia incorporata, ad esempio la dialettica. Il pensiero del Croce deve essere dunque apprezzato come valore strumentale, e così si può dire che esso ha energicamente attirato l'attenzione allo studio dei fatti di cultura e di pensiero, come elementi di dominio politico, alla funzione dei grandi intellettuali nella vita degli stati, al momento dell'egemonia e del consenso come forma necessaria del blocco storico concreto. La storia etico-politica, dice Gramsci, è dunque uno dei canoni di interpretazione storica da tenere sempre presente nell'esame e nell'approfondimento dello svolgimento storico, se si vuol fare storia integrale e non storie parziali o estrinseche, famoso storicismo assoluto gramsciano. Perché è importante questo passo dei quaderni? Certamente ci fa capire quanto sia stato importante e influente Croce nelle riflessioni gramsciane, soprattutto quelle di carattere filosofico, anche perché Croce aveva già iniziato a criticare quella impostazione positivistica, che qui viene espressa con i termini di economismo, di meccanicismo fatalistico, che erano stati propri della tradizione positivistica, ma anche della tradizione socialdemocratica della seconda internazionale, che effettivamente era stata fortemente influenzata da questa corrente di pensiero a cui tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo si reagisce in varie maniere. Una di queste è appunto la ripresa dell'idealismo, in particolare in Italia con Benedetto Croce, ma non dimentichiamo anche l'altro grande filosofo del periodo, cioè Giovanni Gentile. E qual è l'importanza di questa influenza? Beh, diciamo che Gramsci si pone nei confronti di Croce un po' come Marx si è posto nei confronti di Hegel, così come Marx ha pensato di rovesciare la dialettica hegeliana in materialismo storico dialettico, cercando di svelare il nucleo mistico della filosofia hegeliana, lo spiritualismo. Allo stesso modo Gramsci ha la pretesa di utilizzare come punto di riferimento l'idealismo crociano, di rovesciarlo in quella che poi diventerà, nella sua espressione, filosofia della praxis. Questo è il nome che Gramsci dà al materialismo storico dialettico e ci fa anche capire come rispetto alla tradizione marxista, dove appunto l'economia diventa la base, la radice da cui partire per spiegare tutte le altre forme di alienazione, non solo quella religiosa come nel caso di Feuerbach, ma e soprattutto quella che avviene all'interno del modo di produzione capitalistico e quindi all'interno della fabbrica, fondamentalmente l'alienazione operaia dei lavoratori e delle lavoratrici, debba essere in qualche modo rovesciata a favore di un'interpretazione etico-politica, culturale, dove gli intellettuali svolgono un ruolo
fondamentale, quando non addirittura preminente, per esempio nella creazione di quella che Gramsci chiama egemonia, e che già c'è nella filosofia di Benedetto Croce, e che però anche questo è un retaggio hegeliano, là dove lo spirito, quindi la cultura, diremmo noi oggi, è essa stessa facitrice della storia, non certo la lotta di classe, non è certo questo radicalismo marxiano che parte dall'esistenza concreta, reale degli uomini per capire quali sono le problematiche dell'alienazione, dello sfruttamento e poi anche della possibile liberazione da tutto questo. No, si parte dalla cultura, si parte dallo spirito, tra virgolette, come avrebbe detto Hegel. E quindi questa impostazione che ha la curvatura filosofia della praxis appunto in Gramsci trova appunto le sue radici in questa impostazione idealistica crociana che ha avuto tanta importanza, molta più importanza secondo me di quanto non lo abbia avuto il pragmatismo, con cui Gramsci ha pure fatto i conti naturalmente, ma niente di paragonabile all'influenza che il Croce e l'idealismo crociano hanno avuto sull'impostazione filosofica di Gramsci. E quindi è giusto e corretto dire che appunto la storia, l'interpretazione della storia, lo stesso materialismo storico nell'interpretazione crociana e anche gramsciana non possono prescindere da questa visione etico-politica ideale che innerva appunto la storia, per cui le idee non sono semplicemente il riflesso delle condizioni materiali dell'esistenza, ma sono esse stesse capaci di incidere nella storia, di muovere la storia, di essere forze trainanti della storia, perché altrimenti, per esempio, riferendoci alla puntata precedente, non si capirebbe il perché la rivoluzione bolscevica sia stata una rivoluzione contro il capitale. Grazie.